Buongiorno ragazzi, anche oggi fa caldo come sempre. Stiamo a Salerno sulla lungomare. Questa è la famosa lungomare che io vedo dal balcone. Come potete vedere, quella è la nave che io vedo da sopra. Sarebbe questa qui, in effetti. È quella che vedo da casa ogni giorno che faccio la diretta, è questa. Però, vista da qua è un'altra cosa ragazzi. È uno spettacolo davvero, dai. Invece da qui ci sta un po' di spiaggetta, poi la lungomare di Salerno, tutte belle barche. Oi avvocate, guarda qua, wow. Bella giornata, la lungomare di Salerno ragazzi. Ciao Nicolas. Sì, sì, a voi. Pare che stiamo in Africa qua. Sì, sono tutti in me, sì, sì. E che mi manca? Da qua e fino a là. Beata a te, adesso guarda qua Salerno, questo mo è quello là che io vedo da casa, quella barca lì, vedi? Quella in fondo. Sì, sì, alla lungomare, sì, sì. Qua stiamo proprio sulla lungomare. E quella è la barca, questa qua di fronte che io vedo da sopra il balcone che dico sempre là ci sta il mare. E poi questa è quella montagna che guardiamo sempre la sera quando faccio la diretta. E stiamo in linea d'aria in effetti. No, no, sì, Alessa comunque questo sono i fari, diciamo, qua ci stanno le navi che vanno a Amalfi, Capri, Ischia, alle isole più o meno. Poi quell'altro là, quello è il porto commerciale, questo che vedi di fronte a te mo. E lì arrivano le barche che portano, diciamo, i containers, là diciamo, arrivano i carichi, gli scarichi delle navi, diciamo, macchine, auto, poi mangiare pure, E poi questa qua è il porto nuovo che stanno costruendo, questo qua rotondo qui. Questo qua, vedi? No, no, questa è la cosa, che qui ci sta sia la montagna che il mare, sì, sì. Qua ci stanno tutte e due le cose, in effetti, vedi? La montagna, stanno le montagne dietro e poi ci sta il mare, in effetti. Poi qua sono tutti i giardini, ragazzi, come potete vedere. Stanno nelle panchine per sedere. Diciamo, questa è la lungomare, in effetti. È qui che la domenica, ragazzi, non si può venire perché è troppo pieno. Ciao Turbo, no. Quindi la sabato e domenica ragazzi qua il traffico adesso è regolare, ma altri giorni ragazzi si muore proprio, non si può camminare. Oggi è una bella giornata, fa caldo però è calma, oggi è martedì comunque, quindi a parte che poi la maggior parte sta a mare credo, quindi sì sì più o meno uguale a Ponzone, sì sì. Poi ci sta la spiaggetta qui che stanno facendo il bagno, come potete vedere ragazzi. C'è la gente che fa il bagno nella spiaggia. No, si sta tranquillo, perciò qui vengono tutti quanti il sabato e la domenica ragazzi, perché è una zona tranquilla in effetti, quindi poi è un bel luogo a finale, non è che poi è tranquillo, ti puoi sedere sulle panchine, tranquillo, ti rilassi. Sì, sì, è pieno, è pieno. Tutti questi che vedi adesso sono tutti turisti. Poi ti siedi su queste panchine, vedi? E ti stai bello seduto e ti godi, diciamo. Sì, sì, ma questi già fra poco se ne vanno molti. Già adesso già parecchi già sono andati via. Ecco il signore che nuota, guardate. Beato lui, mi butterei pure io adesso come lui. Si sta facendo una bella nuotata. Purtroppo non posso andare a mare, ragazzi, perché come ben sapete ho da fare oggi, quindi
se sto a Salerno è perché sempre per guai va a finale. Quindi sono venuto qua perché devo andare in tribunale e quindi sono passato prima per fare una diretta qua e poi adesso vado al tribunale. In effetti il tribunale sta di spalle a me, quindi ho detto, ah eccola qua ragazzi, la nave che sta partendo, eccola qui, la prendiamo in diretta ragazzi. Questa qua va ad Amalfi ragazzi, eccola qui. Eccola qua, questa qua è l'aliscafo per Amalfi ragazzi. Vedete bello, no? Eccola qua, la prendiamo subito in diretta. Questa qua mo se ne va tanto bella Amalfi, poi stanno altri che vanno Capri, Ischia, poi dipende troppo grande. Ecco qua, siamo tornati normali ragazzi. Vabbè ragazzi, vi saluto, ora devo andare purtroppo. Ho fatto la diretta proprio per farvi vedere più da vicino il mare. Queste sono tutte mie avvocate, quindi vedi, stiamo bene, vedi. Ho fatto una fila di barcatelle. E come vado in tribunale? Vado bagnato, lo so. Mi cacciano fuori. Quindi non puoi andare, anche perché in tribunale non puoi andare a pantaloncini, sa, con gli infraditi, quindi ti devi mettere il pantalone lungo, le scarpe. Non è che qua vai in tribunale vai con le ciabatte. Sì, sì, dopo quando arrivo a casa, sì, sì. Tanto più o meno. Ci metto 20 minuti al massimo, non di più. Quindi fra poco incomincio a fare video, massimo un'oretta e mezza, due, incomincio a fare video. Vabbè, ho fatto questo qua che è bello, dai, forse ragazzi, ho fatto per vedere il mare in diretta, già è una cosa. Vabbè ragazzi, vi lascio, adesso devo andare e ci sentiamo più tardi ragazzi. Ciao Avvocatella, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi.